G di Ferro Team, siamo qua io e Beatrice, ovviamente come ogni bello della diretta la nostra Bea parte in bomba con la faccia imbronciata. Come sempre, d'altronde Giulia ormai praticamente dovresti conoscere. Tu non ti preoccupare, faremo i meme tra un po', ma diciamo la ragione per cui G di Ferro Team questa sera è qui in questa splendida location che ci ha ospitato per 2 giorni, completamente tinta di rosa. Assolutamente, infatti come potete vedere qua dietro di noi c'è già tutto un bellissimo set fotografico allestito, la villa è completamente piena di palloncini, completamente piena di luci rosa, ringraziamo la Rico. Grazie. Che non diciamo neanche cosa ha tirato giù per metterle. Ma detto Giulia, questo, siamo qua a Villa Sara, ma perché? Perché ovviamente siamo arrivati verso fine agosto, quindi come tutti voi sapete che ci seguite ormai da anni, fine agosto vuol dire solo una cosa, vuol dire finali. Infatti questa sera c'è la prima finale che è la finalissima di Miss Little Princess, organizzata da Asia in collaborazione con Ampi Eventi. Beh, sono ormai 2 giorni che siamo qui, abbiamo visto tutte le finaliste di quest'anno che hanno fatto ieri gli shooting per i vari brand fatti da Giulia, ovviamente. Mi sto facendo il segno della croce. Invece oggi hanno fatto le prove per il bellissimo spettacolo che avverrà questa sera. Ma una cosa che le Miss non sanno probabilmente è che sia lo shooting sia il loro comportamento che è stato fatto qua appunto in villa è stato tutto valutato dallo staff, perché noi sembra che non ci siamo ma abbiamo occhio e orecchio molto lungo, quindi tutto quello che loro hanno fatto e anche le più piccole scorrettezze sono state viste, quindi secondo me qualcuna dovrebbe avere un pelino paura. Ora amici andate a vedere tutti gli ultimi video e vedere dove Giulia distrugge i sogni delle ragazze, poi mi scrivete. Non è vero, in realtà io gli ho fatto un piacere, perché se io non gli dicevo che appunto sono state valutate anche tutte queste cose e sappiamo benissimo chissà di non essere andata bene, probabilmente avrebbe fatto la sfilata più tranquilla, invece magari sapendo questo ci metterà magari il doppio della grinta per poter far sì di avere quei voti in più che vanno a levare i voti in meno. Dillo in realtà che questo ti è venuto in mente adesso, perché no, dentro me lo sono studiato. Io sono malefica, sì, ma me lo sono studiato questa cosa molto bastarda, va detto. Ma detto questo, noi adesso vi lasciamo alla nostra diretta dove c'è un bellissimo rullo con tutti i momenti più belli passati con Miss Little Princess, quindi le ragazze che hanno vinto, tutto quello che abbiamo potuto appunto vivere in tutte queste tappe che non sono state in diretta ma sono state tutte registrate, ma voi ovviamente che ci seguite sul nostro canale le dovreste già averle viste tutte. Ce l'ho fatta a dirlo giusto? Sì, certo, fantastico. Sì, dislessia, portami via. La terza è quella buona. Detto ciò, noi adesso vi salutiamo e appena sarà finito il rullo vi lasciamo alla splendida presentatrice Chiara Perale, che sarà colei che appunto terrà la serata in piedi e che presenterà le nostre splendide meraviglie. Ovviamente una stella non può fare altro che presentare altre stelle. Chiaramente Giulia banda alle ciance, ciancia alle bande. Ci vediamo dopo, tra pochissimo.
applauso ai nostri ragazzi e finaliste. Un applauso a Lucia Russo, Emma Tomasello, Irene Renosto, Beatrice Crestani, Claudia Scarpa, Elena Costantino. Salutiamo anche Dalia Duta che è un backstage, ma chiuderemo dopo. Buonasera, buonasera! Hotel Villa Sara questa sera ospita la finale di Miss Little Princess 2024. Facciamo sentire l'applauso delle nostre ragazze, per le organizzatrici, Asia Genovese. È stato un percorso, quest'anno Hotel Villa Sara ci ospita dopo 3 anni, quindi terzo anno che siamo qui in questa location bellissima, una piscina stupenda, qui le nostre ragazze hanno soggiornato curate in ogni dettaglio, tutte le giornate venute dallo staff di Holiday SRL, quindi un grazie va a Felice, Andrea e Livio che sono stati a disposizione delle nostre ragazze, delle Miss, con grandissima pazienza, con cordialità, e le hanno accompagnate in questo bel percorso che le porta questa sera, insomma una serata davvero molto molto emozionante. Hanno passato 2 giorni appunto, come dicevo, coccolate da questo staff e con la cena a bordo piscina, con tanti momenti anche di divertimento, tutto anche seguito nei minimi dettagli dal nostro staff con Alarico. Facciamo un applauso allo staff anche degli studenti. Dov'è Alarico? Eccolo lì. E quindi i ragazzi hanno vissuto, come vi dicevo, delle giornate belle, divertenti, intense, e ovviamente questo finale, insomma, tutto è stato gentilmente a carico della società Holiday che guida Hotel Villa Sara, e quindi lo staff MT Eventi in qualità di Miss Little Princess ringrazia proprio la cordialità, la professionalità di questo staff che ospita e che vi ospita in questa location qui esclusiva. Io vorrei ovviamente un applauso, anche un ringraziamento per tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa serata, quindi i nostri partner fondamentali, quindi l'ho già citato prima, MT Eventi, Fashion Food, Brube, Sam & Co, Alina Rosca, adesso le sto dicendo velocemente, poi andremo a raccontare meglio di ognuno di loro. Boom Boom Party per l'allestimento, Dolceria Mestrina invece per la torta che è stata fatta per le Miss, Radio Venezia Sound, ci siamo Reni, grazie anche a Murano Design. Io non vi posso dire nulla, ma lo potete vedere, è uno scettro incantevole che poi vedremo, che è veramente un'opera unica, che è ovviamente opera di un mastro vetraio, ma è davvero meraviglioso. Io sono rimasta incantata appena l'ho visto, ed è soprattutto uno scettro di immenso valore che ovviamente Miss Little Princess quest'anno porterà a casa. Grazie anche a Mia Boutique che mi veste questa sera, poi avremo modo di vedere anche altre proposte. Grazie a Julie Shop, Allegro Bevande, Manu Style che ha acconciato le Miss nel backstage. Grazie anche a Joscheo per queste realizzazioni stupende che io sto indossando. Buonasera, hai realizzato qualcosa di magnifico questa sera, complimenti, è un onore per me indossarli. Grazie anche a Axel Mestre, Neco Pigliamento, Studio Luxury 2000, We Local, Sandy Rock che è nella nostra giuria, Team Sudicini, Andrea Bocca che è stata la make-up artist che ha curato il make-up delle nostre Miss, e la società agricola Belvedere Prosecco di Oderzo. Ma permettetemi ovviamente anche di salutare e di ringraziare il nostro staff che è arrivato alla fine, ma ragazzi il lavoro è stato veramente lungo, molto molto lungo, tutte le varie tappe, tutte le selezioni, tutto quello che abbiamo creato è grazie anche a Manola Tabacco, presente ovviamente alla nostra giuria questa sera come giudice di voto e referente ovviamente per MT Eventi. L'abbiamo nominata all'inizio giustamente la nostra Princess o la nostra Barbie, dato che questo è il tema. Asia Genovese, l'organizzatrice di Miss Little Princess, stavi venendo qui, non potevano salutarti Asia, fatti vedere, non ti fai mai vedere. Un grazie va anche a Giulia Urpinati, la nostra fotografa bellissima, ciao Giulietta. Chi cura invece il sound, sempre impeccabile, sempre sul pezzo, il nostro Nicolò, ciao Nick, il nostro DJ.
Io vorrei ringraziare anche Elena Costantino, che è la nostra talent scout, e poi, come dicevamo prima, Alarico, il nostro service per quanto riguarda le luci, e Anna Cugini del Gazzettino, che questa sera è qui ovviamente a supporto della diretta di Radio Venezia Sound. Io spero di non aver dimenticato nessuno, ma poi comunque nell'arco della serata avremo altri momenti per approfondire meglio, ma intanto mi dicono dalla regia che ci sono le ragazze pronte, le nostre miss di questa sera, concorrono ovviamente per il titolo di Miss Little Princess 2024, tutte pronte per una veloce passerella, perché così le vogliamo rivedere, le abbiamo viste nelle varie selezioni, nelle varie tappe, questa sera le rivediamo tutte assieme. Allora facciamo un applauso alle nostre finaliste! Allora, le nostre ragazze sono pronte, allora direi di iniziare ufficialmente. Giulia è pronta? Prima votazione visiva, quindi avremo le nostre amate card, come sempre. Ricordiamo che c'è anche un numero star che equivale a 11 punti, che la nostra Giulia può ovviamente assegnare a chi pensa di meritarselo. E quindi diamo il via ufficiale a questa finale di Miss Little Princess con la numero 1, l'uscita in elegante, e allora accogliamo con un applauso Ilenia Brancatelli. Erika Bognolo. Andiamo avanti con la numero 3, Giulia Bellatti. Arriva invece la numero 4, Esther Chiarentin. Continuiamo con la numero 5, Giorgia Scantarcullo. Arriva la numero 6, Ilaria Scatto.
Continuiamo con il numero 7, Matilde Ronchi. Avanti con la numero 8, Eleonora Fidispini. Continuiamo, arriva la numero 9, Angelica Piazza. E continuiamo con la competenza la numero 10, Antonella Conte. E noi andiamo avanti con la numero 11, Caterina Saccari. E andiamo avanti con la numero 12, lei è Maria Lucia Minella. Ed ora è il momento della numero 13, Vittoria Miletic. Numero 14, Silvia Brison. E noi continuiamo con il numero 15, Camilla Chivetta. Ci vediamo dopo. E intanto arriva la numero 16, Aurora Cipolato.
Ma iniziamo, o meglio continuiamo con la numero 18 che sta arrivando, lei è Lisa Canzian. La numero 19 Kate Ferrante. La prossima uscita ma arriva al numero 20, lei è Eleonora Perusin. Concludiamo questa prima uscita in abito elegante con tutte le nostre finaliste con la numero 21, Giada Campello. E come dicevo chiude quindi questa prima uscita in abito elegante e insomma abbiamo visto davvero delle bellissime ragazze, sono tutte ovviamente le varie selezionate in tutte le tappe di Miss Little Princess, quindi questa sera possiamo dire che troviamo proprio la creme della creme e sarà dura, sarà molto dura, ma la serata è ancora lunga. Siamo pronti quindi per la seconda uscita, giuria, uscita in costume, quindi ovviamente anche qui bellezza sicuramente, eleganza, ma andiamo a vedere anche un po' più la fisicità di queste ragazze. Sotto una luna meravigliosa, queste giornate, queste serate, la luna davvero ci ha regalato delle emozioni incredibili, lo farà anche qui in questa finale di Miss Little Princess. E quindi ricominciamo con l'uscita in costume, questa volta con votazione segreta, se non erro Manola, giudice, vero? Votazione segreta, perfetto. E allora ricominciamo dalla numero 1, Ilenia Brancatelli.
al numero 21 che chiude anche questa seconda uscita in bikini, in costume da bagno. E tra poco le rivedremo per l'ultima uscita valida ovviamente per questa finale con il tema Barbie, e parleremo anche con loro, capiremo che Barbie sono, che Barbie hanno voluto interpretare questa sera e perché ovviamente, quindi andremo a sentire un po' anche la loro voce e le conosceremo un po' di più. Allora questa è la terza e ultima uscita valida per questa finale, ovviamente per andare a scoprire poi chi si aggiudicherà il titolo questa sera e poi tutte le altre fasce, quindi ancora concentrazione da parte della nostra giuria, anche qui voto segreto. Abbiamo l'uscita appunto a tema Barbie e ricominciamo anche qui ovviamente con la numero 1, Ilenia Brancatelli. Kira, ciao Kira! Ovviamente tu sei Barbie veterinaria, perché hai scelto questo tema, o meglio, questo tipo di Barbie? Allora, io sono un'amante degli animali sfegatata perché gli animali ti donano tutto senza avere niente se non un po' di affetto. Hai ragione. Vero Kira? Ciao! Grazie mille, complimenti alla nostra Barbie veterinaria, bellissima interpretazione! Andiamo con la numero 2, Erika Vognolo. E qui mi sa senti che qua ci siamo un po', Perché tu sei Barbie Box. Barbie Box! Come hai scelto questa tipologia di Barbie? Perché l'ho fatto come sport. E quindi hai detto anche nel mio mondo dei Barbie, insomma così, mi sento una Barbie Box. Brava! Complimenti! Facciamo un applauso a Erika Vognolo, Barbie Box! Continuiamo con la numero 3, Giulia Bellati. Qua vedo due segnali importanti, un pallone e un paio di scarpe. Super fashion, super luccicante, ma le fate tu. Le ha fatte lei, bellissime. Invece tu sei Barbie? Calciatrice. Barbie calciatrice, tu giochi a calcio? Sì, lo pratico da 2 anni. Wow! Quindi sei una Barbie veramente super sportiva. Sì, mi piace molto comunque lo sport e allenarmi. Che ruolo giochi? Punta, in attacco. Avete capito? Complimenti alla nostra Barbie calciatrice Giulia Bellati! Che brave queste ragazze! Finiamo con la numero 4, Esther Chiarentin. Qui andiamo a scoprire il corpo umano, perché tu sei Barbie, tu lo fai nella vita. Ah ok, quindi insomma già ti proietti dal mondo di Barbie, tu sei la pista a quello reale. Complimenti, anche questo l'hai preparato tu, ma anche la casacca? L'ho decorata, hai decorato tu. Ma che brave queste ragazze, complimenti, bravissima. Facciamo un applauso anche a Esther Chiarentin, Barbie fisioterapista. Sono stupende. La numero 5, eccola qui, Giorgia Scantamburlo. Abbiamo un caschetto che sta a significare che tu sei Barbie Geometra. Barbie geometra. Averle tutte geometre così, Come mai? Ai grandi mi piacerebbe diventare appunto geometra, infatti Barbie ti insegna che si può diventare quello che si vuole, però ho anche scritto, che è una frase che dice lei, dice lei può essere tutto ciò che vuole, spero di diventare appunto la geometra. Noi te lo auguriamo davvero tanto, complimenti per questa interpretazione, talmente brava che porta fortuna, porta molta fortuna grazie a Giorgia
Scantamburro, mi tolgo perché sennò Giulia mi ammazza stasera. E andiamo con la numero 6, Ilaria Scatto. Vedi tu, cara Ilaria, sei Barbie? Parrucchiera. Parrucchiera, come mai? Voglio iniziare con sua bambina, infatti oggi ho contato alcune inizi insieme alla parrucchiera, mi sono stata molto felice. Che bella questa cosa, Manu! Hai trovato una spalla, una valida spalla. Bravissima, complimenti! Barbie parrucchiera, Ilaria Scatto! Attenzione, mani in alto, arriva la numero 7, Matilde Rocchi. Nonché Barbie Poliziotta. perché ti piacerebbe fare la poliziotta? Sì. Quindi diciamo che voi avete interpretato un po' quello che vorreste nella realtà nel mondo fantastico di Barbie. Sì. Ma pensate un po' di colori di cosa? Polizia locale? Polizia locale. Perché mette molte... Va bene. Siamo attenti alla nostra Matilde Ronchi. Complimenti Matilde, veramente. Facciamo circolare, ti auguriamo veramente che tu possa ottenere questo titolo e soprattutto insomma ricoprire questa carica, ma intanto arriva Eleonora Pedischini, la numero 8, anche qui non da sola, ma chi sono queste due mascotte bellissime? Raccontaci un po'. Io sono Barbie mamma, ricordo i bambini. Leo, che ha 6 anni. Ciao Leo! E la Ludovica, che ne ha 2. Ciao Ludo, sono i tuoi bambini bellissimi, ovviamente insomma da super mamma anche nel mondo di Barbie e Barbie mamma, bravissima, bellissimi tutti, ciao. E è diventata la numero 9, Angelica Piazza. Angelica, dicelo tu, chi sei? Barbie nuoto. Guardi che ho sbagliato, pensavo Barbie nuoto. Ah, perché tu nuoti? Bravo, come fai? Deve essere un po' di risposta, vabbè, ma so che guarda, che piscina avrai notato in questi giorni tu, no? Sì. E quindi questo insomma è un po' il tuo mondo di Barbie nuoto, ma perché pensi sia comunque la tua passione? È stata per la mia passione per 10 anni. Adesso non è più. No, a casa delle fortune non posso fare. Oh mamma mia, ma non puoi più nuotare, niente. Ogni tanto, ma non a livello profondo come prima. Mannaggia, vabbè, però mai dire mai nella vita, eh. Se magari ti seguiti bene si può anche cercare di recuperare, chi lo sa, io me lo auguro. Perché insomma leggo e sento che è particolarmente triste per te questa cosa, quindi dai, speriamo che tu riesca magari pian pianino a riprendere il volo no, però magari insomma, la via della piscina. Quindi vado nuoto, facciamo un applauso. Sì, dai, almeno così ce lo fai vedere. Buonasera numero 10, Antonella Conte. Antonella, tu vuoi dire tu perché qua potrei dire tutto e niente, quindi sei Barbie? Ragazzi immagine. Hai capito? Barbie ragazza immagine. Tu vorresti fare ragazza immagine? Diciamo che il poliziotta sia aiuto. E quindi insomma anche la tua Barbie ovviamente poteva anche avere questo ruolo. Quindi Barbie ragazza immagine. C'è un applauso quindi anche la nostra Barbie ragazza immagine. Antonella Conte. E qua andiamo, se vogliamo, in un altro mondo con Caterina Sacali, la numero 11, che è Barbie Flamenco. Facciamo un mosso di flamenco. Vale! Ti piace la Spagna, il calor e anche flamenco? Io faccio danza classica moderna, però 2 anni fa abbiamo fatto questa coreografia di flamenco appunto ed è stato il primo concorso che ho vinto, quindi mi è rimasto un bel. Quindi ovviamente questa sera perché non riproponiamolo come Barbie. Complimenti! Grazie mille Caterina, Barbie flamenco!
numero 12, Maria Lucia Minella. Maria Lucia è Barbie Popstar. Barbie Popstar. Tu suoni la chitarra? Ah, ti piacerebbe fare la popstar? Che cantare? Cantare un po' meno. Ma sei giovanissima, hai tutta la vita davanti, ce lo auguriamo se quello che vuoi fare. La nostra Barbie Popstar. Grazie mille a Maria Lucia Minella. E arriva la numero 13, Vittoria Miletic. Anche qui non rispondo, ma dici tu. Barbie atletica. Oh, questo l'avrei indovinato. Barbie atletica, tu fai atletica, ginnastica artistica? Pratico atletica da 3 anni, è la mia passione più grande. Quando corro mi sfogo, mi sento libera e inoltre partecipare alle gare e alle competizioni mi ha aiutato molto a crescere me stessa. Quindi tu solo in pista o anche fuori? Anche fuori, Ah, ok. Cosa ti piace di più? fuori, La tua percorrenza più lunga? 11 km. Però, non male, complimenti! Grazie mille, facciamo vedere allora come fai tu un riscaldamento. Grazie a Vittoria Miletic. E arriva, attenzione, la numero 14, Silvia Frison, è qui. E qui ragazzi non si scherza, con Barbie Motociclista, Barbie motociclista, te lo chiedo ovviamente, hai scelto questo perché? perché dicevano sempre che Barbie fa avverare i sogni, ogni sogno diventa realtà e io ho sempre sognato di diventare una motociclista professionista. Ah, hai capito, quindi ti piacerebbe proprio farlo. Mamma mia ragazzi, qui c'è bella tosta la nostra Silvia. Complimenti alla nostra Barbie motociclista che sfreccia via. E qui cambiamo proprio registro. Arriva con la sua pacatezza la numero 15, Camilla Pivetta. Portato la tisana, perché capito? Ah, pensavo fosse la tisana, sono vecchio. Sul prezzo. Quella non è tisana, vero? Sì, effettivamente. Allora tu sei Barbie Oktoberfest, Barbie perché ho studiato tedesco e so che in Erasmus in Germania e in estate dopo il Covid e poi sono andata alla ti è piaciuto particolarmente e mi è piaciuto particolarmente. e quindi hai detto che stasera vi proponiamo Barbie Oktoberfest, bellissima. Grazie alla nostra Camilla. Siamo con la numero 16, Aurora Cipolato. Grazie, questo è il mio amore grande da pallavolo, tu sei? Al pallavolo. Ruolo? Centrale. Anche io. Il numero della maglia? 9. 7. Vabbè, è una cosa tra me e lei, così mi rimembra. Quando giochi? 4 anni. Ti piace un sacco? Tanto è il mio punto di sfogo, sono sempre stata bene quando entro in campo, per quanto ci siano dei problemi in mezzo, è sempre un piacere entrare in campo, sfogarsi e fare allenamento. Complimenti, grazie mille alla nostra Barbie pallavolo. Fammi una schiacciata, numero 17, Irene Masgras. Ci sono tanti dubbi perché qui abbiamo pronta una bellissima Barbie sposa. Barbie sposa, come mai hai scelto questo? Allora, io credo tantissimo nell'amore e spero che il mio fidanzato mi trovi tutto bene. Come si chiama? Giacomo! Giacomo! Lei un giorno vorrebbe sposarsi, Giacomo. Se vogliamo fare così una prova,
Facciamo una prova di matrimonio? No, porta male, hai ragione. Porta male, bravo, bravo. Vabbè, comunque sai che a lei un giorno piacerebbe. Guarda cosa ha guardato da culminato. Bene, bravi, grazie alla nostra voce piosa. Ma lancia bouquet a 3, 2, 1. Grazie mille, grazie mille. Attenzione, attenzione ragazzi, arriva la numero 18, Lisa Canzian. Ah, vedi che pensavo anche con un'altra cosa? No, perché ma fanno così quelli. Giulia. Guarda, tu sei Barbie? Fantina. Ma le fantine o le cavallerizze vengono avanti battendo così? Sì? Assolutamente sì, per creare rivalità, competizione tra le altre ragazze partecipanti. Ah, hai capito? Allora, fa chiudere a cavallo? Assolutamente sì, alleno cavalli da corsa e sono fantina nelle corsine, e silenzio! E qua però la fantina si arrabbia. Un tanto di amore, comunque c'è sempre l'amore per i cavalli, l'amore per questa disciplina. Ma bellissimo anche il caschetto, come si dice? Il cap. Facciamo vedere questo cap stupendo. Bravissima la nostra Lisa Canzian, Barbie Fantina. Attenzione, attenzione. Siamo con il numero 19, Kate Ferrante. Direttamente da College di Oxford. Sei lei Barbie? Studentessa. Barbie, studentessa, tesoro. Allora, hai capito molto perché immagino che tu stia ancora studiando, vero? Sì, ho 14 anni. Mamma mia, piccolissimo! Senti, perché hai scelto questo? Barbie studentessa perché poi ci rivedi tu in questo ruolo? Sì, e poi appunto ho 14 anni e ho passato gran parte della vita a studiare, andare a scuola e niente, mi piace più che altro pensare a quella che sono il presente al posto di pensare a quella che sarà il futuro, preferisco pensare a fare bene quello che faccio in vita adesso. Il qui e ora, bravissimo, guarda, è una filosofia che io appoggio tantissimo. Complimenti, complimenti alla nostra Barbie studentessa, grazie. Grazie Kate. E arriva il numero 20, Eleonora Pirusina. Da dove arriva la nostra bella Eleonora? Buonasera a tutti, sono Eleonora e ho scelto di portare i bambini viaggiatrici. Soprattutto perché amo viaggiare, ma anche perché amo conoscere posti nuovi, culture e usanze. L'ultimo viaggio che hai fatto? Beh, in realtà sono tornata di recente dall'Albania perché mi è sempre ispirata come terra, come mondo e ho questa occasione sono andata. No, era molto grande, non avevo dubbi. Cosa ti è piaciuto di più dell'Albania? Beh, ovviamente il mare, pazzesco, ve lo consiglio, veramente. Allora l'anno prossimo tutti in Albania paga la parola. Grazie alla nostra Barbie viaggiatrice. Concludiamo con la numero 21, Giada Cappello. Abbiamo qui Barbie
so. Barbie stilista, ma facciamo vedere cosa hai preparato, cosa hai realizzato? Ah, ma era tu! Che meraviglia, stai studiando ovviamente. Che bello! E quindi che ti è piaciuto disegnare? Io vorrei aprire un mio brand, voglio fare il principale. Devo scegliere un brand, io ho il mio spazio. Grande creatività, grande storia, grande arte. Complimenti alla nostra Barbie stilista! Grazie mille, grazie Giada! Pubblico è ufficialmente chiuso il concorso, o meglio la finale per il nostro ragazzo si conclude qui. Adesso la nostra giuria ovviamente si riunisce per andare a vedere tutte le votazioni, insomma per andare un po' anche a consultarsi, poi scoprire ovviamente alla fine di questa serata chi si aggiudica quest'anno il titolo di Miss Little Princess. Iniziamo quindi con la donna classificata che è Miss Sadie Rock. A premiare chiamo Sadie. Miss Sadie Rock è Caterina Saccani. Passiamo all'età classificata Miss We Local. C'è Mattia con Claudia Scarpa. Ottava classificata Miss We Local è Irene Masgras. Classificata Miss Allegro Bevande. A premiare diamo un referente di Allegro Bevande. Settima classificata Miss Allegro Bevande è Giulia Bellati. Sesta classificata Miss Brube. Miss Brube, sesta classificata è Ilaria Scatto.
Miss Julie Shop è Maria Lucia Minella. Ed ora quarta classificata, Miss Mia Boutique, a premiare Roxana. Quarta classificata, Miss Mia Boutique è Matilde Ronchi. Allora ragazzi, saliamo sul podio, terza classificata, Miss Manu Style, a premiare la nostra Emanuela. Quinta classificata, Miss Manu Style, Camilla Piretta. Abbiamo qui una referente per Villa Sara. Allora, Miss Hotel Villa Sara, seconda classificata è Giorgia Scantamburlo. La prima abbiamo una fascia speciale che è Miss Fashion Food. Miss Fashion Food è Eleonora Perosin. Selezione di Miss Little Princess 2024 che vince la corona realizzata da Mitril Gioielli, lo scettro meraviglioso realizzato da Murano Design, un outfit by Suki Shop, un trattamento laminazione ciglia e sopracciglia da Alina Nails, un vestito per da Semenco, un vestito di Axel Abbigliamento, un complemento per la cura dei capelli da Manuel Style, gli accessori di Giuskeo, un premio dal fotografo Paolo Stramare e un book fotografico dal valore di 100 euro. A premiare abbiamo Elena Costantino, che ovviamente ringraziamo, una manola tabacco coperta da uno scettro meraviglioso, e la nostra Alde Genovese, organizzatrice di questo percorso di Miss Little Princess. Facciamo un applauso ad Asia per aver organizzato anche questa finale Miss Little Princess 2024. Aurora Cipolata!
Little Princess 2024. Grazie ancora, buonanotte e all'anno prossimo. Eccoci qua. Buonasera! Abbiamo ufficialmente finito anche la stagione di Miss Little Princess per il 2024. Esattamente, è stata una serata, devo dire, scoppiettante. Devastante. Devastante per Giulia, fotografa. Io che l'ho vista facendo la diretta, è stata una serata scoppiettante. Scoppiettante. Certamente con questo spettacolo di moda, Allora, il fuoco, è stato tutto meraviglioso, va detto, perché le foto sono venute anche praticamente quasi tutte benissimo. Siete state un po' marachelle perché avete corso un po' troppo in alcune uscite, ma nulla che non si possa rimediare con il caro e vecchio Photoshop e ore della mia vita nella notte ad sistemarle. Ma detto questo, noi abbiamo finito, e perché siamo nel nostro salotto, Un salotto esterno, ha un salotto cambiato esterno. location, perché voi siete abituati a vedere il nostro salotto verde, bellissimo, con le nostre tende barocche, tutto stupendo. Abbiamo deciso di trasferirci in piscina per una sera. Infatti Hotel Villa Sara ci ha gentilmente regalato la piscina, la location e le sedie per poter intervistare le nostre miss nel nostro nuovo salottino estivo. Esattamente, Giulia, ma Giulia, noi siamo qui che parliamo, queste qua vogliono solo tornare a casa. E devi iniziare prima tu con la tua. Certamente abbiamo la nostra classificata Miss Eddie Rock. Buonasera. Buonasera. Lei è? Caterina Sacali. Quanti anni hai? Da dove vieni? Sogni nel cassetto? Cosa fai nella vita? Segreti reconditi che ci vuoi svelare? Scheletri Ricette dell'armadio da tirare culinarie, fuori. Non lo so, qualcosa, prego. Avanti. Mi chiamo Caterina Sacali, ho 13 anni e nella vita studio, faccio danza e le mie passioni sono appunto la danza, la moda e Cosa studi? le medie. Cosa vorrai studiare? Cosa studierai? Vado alle medie, venuto tipo una così. No, anche perché vado alle medie, ma le medie penso che siano finite 3 mesi fa, tra poco. No. No, va ancora alle Però medie. ho già un'idea. Scienze Cioè? applicate. Auguri. Grazie. Complimenti, augurissimi. E detto questo, ti aspettavi la fascia questa sera? No, non me l'aspettavo. Sai- C'erano tantissime ragazze bellissime ed c'era tanta concorrenza. Sai che adesso forse si Miss sgambetta, Little ci si Princess. rimbocca le maniche? Pronta? Sì, so che ci sono tanti impegni che bisogna svolgere, ero già al corrente. Boh, molto bene. E una è al corrente e quindi siamo a posto. Asia a posto, una ce l'abbiamo. Vediamo l'altra Ragazzi, se è al corrente di questa cosa. Perché Tu sei al corrente di questa cosa? sì. Perché lei è Miss We Local, che è appunto la nostra splendida mora. Qua abbiamo fatto una coppietta di more, una occhi azzurri, una occhi scuri, che ora sì, si esatto. presenterà per il nostro pubblico. Ti devo ripetere tutto quello che devi dire o te lo No, ricordi? no, me lo Perfetto, ricordo. vediamo se ci dice tutto, vai. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Irene Masgras, ho 17 anni, vengo da Castelfranco Veneto e studio scienze umane e nella vita lavoro come modella e fotomodella e Segreti il mio nell'armadio. sogno appunto è Sì. quello di diventare una modella per brand molto alti. Segreti nell'armadio, è riuscita molto bene. Qualche segreto che ci vuoi raccontare? Uno scheletro da tirare fuori, un sognetto nel cassetto? Volevo diventare una ballerina, però purtroppo ho dovuto smettere perché mi sono rotta il ginocchio. Non a danza, ma sono caduta in bicicletta. Va bene Giulia, allora le nostre prime due. Detto ciò, siete abbiamo state fatte. contente? Oh, Ve l'aspettavate? No, io no, sinceramente. No, nessuna delle Anche due se perché questa sera mi sono sentita un po' così, avevo giramenti di testa, ad una certa ho detto basta, mi fermo. E invece hai perseverato. È quella Ho fatto splendida quel- sensazione che parte tipo farfallina nello stomaco, che Esatto. poi sale fino a qua, poi Sì. arriva la tempia e dice no, non ce la faccio. Sì, vado a poi ho detto no, è impossibile, ce la devo fare e basta. Ma Bravissima. sì, dai, Eccoci ce la- qua. E noi ce l'abbiamo fatta. Io direi che annunciamo le seconde. Sì, annunciamo le seconde. Perfetto, noi vi ringraziamo, Grazie microfoni a voi. a noi, vi facciamo abbandonare il nostro splendido salotto e siamo qua anche con le prossime. Prego. Prossime di cui sappiamo benissimo il nome della fascia. Miss Mia Boutique. Io no. Ho avuto un momento.
Ciao Stella, sai? Allora, Allegro Bevande. Quella è questa la mi fascia piace. per me. Oh, ce le siamo scambiate stavolta. Miss Allegro Bevande di questa sera, di quest'anno, questa bellissima Moretta, buonasera. Buonasera, Lei è? Giulia Bellati. Nome, cognome, età, luogo di provenienza, cosa fai nella vita, cosa vorresti fare da grande, sogni nel cassetto, segreti che ci vuoi raccontare, ricette, hai un animale, Quanti pesci rossi hai ucciso nella vita? Esatto, codice IBAN per farti un bonifico, vai! Allora, ho 14 anni, abito a Milano, faccio calcio e tra poco comincerò la prima superiore in un istituto tecnico. Cosa farai al tecnico? Sociosanitario. Bene. Bravo. Ci sta, regolarissimo. Tu sei così bellina, così minuta, io non riesco a immaginarti in un campo da calcio mentre bestemmi dietro alle tue avversarie. Sono molto sincera su questa cosa. Illumina Giulia, spiegale com'è il calcio femminile. Vai. L'ho fatto calcio femminile. Oh, per lei quello ha chiedo. fatto tutto. È troppo dolce per sembrare una calciatrice. Amore, a 14 anni, compiuti. Vabbè. Sì, quando si entra in 14. cambio non sei più mica di nessuno, quindi non ci pensi. Vedi, questo volevo vedere io, la cattiveria che esce. Così bisogna essere. Ti dico dopo quello che penso, va bene? Allora, L'ho capito. questa sera sei stata contenta? Sì, molto. Te l'aspettavi? No, come la prima volta. Oh, amore, che carine che sono quando 14 che carine, anni. che carine. Tu sei pronta a rimoccarti le maniche? Sì, Prontissima a lavorare? prontissima. Gasatissima? Gasata. Ah, a posto, ne abbiamo un'altra, bene. Come adesso lei userà lo stesso carattere di quando scende in campo per scendere con la fascia, te lo dico io. Esatto, anche secondo me, sì. Ragazze tremate. E noi passiamo invece, abbiamo fatto le veline, questa sera abbiamo la Mora e la bionda, perché la nostra velina bionda, Miss Mia Boutique, è Matilde Ronchi. età, luogo di provenienza, Allora, la 14 scuola, anni. gli hobby, l'animale, abbiamo ucciso un criceto aspirandolo, tutto quello che ci puoi dire. Allora, ho 14 anni e abito a Marghera e faccio un turistico e faccio inglese, spagnolo e francese. Vai, adesso li hai detti, adesso ci saluti in tutte e 3 le lingue, prego. Salutare, dai, salutare. No, l'hai detto. Ciao, in 3 lingue, Allora, dai. ciao è l'italiano. Ciao. In inglese? Hola. In inglese. hola. Hello. Aspetta, Sì, Ok. ci siamo un attimo confuse. Il È trilinguismo. mezzanotte per tutti. Allora, italiano, rifare. Ciao. Inglese. Hello. Spagnolo. E hola. E il quello l'altro. Francese non lo so. Salut. Bonjour. Ma Salut. fai bonjour, che è più facile, poverina. Che giochiamo- francesismo? Che francesismo? Vabbè, andiamo avanti, proseguiamo. Si Giulia, perde. qua. Detto questo, questa sei stata contenta di ricevere la Sì, fascia? molto. Ti sei trovata bene in questa tua prima finale di più giorni? Ti sei divertita? Hai fatto Sì. il bagno in piscina? Sì. Ti sei divertita allo shooting? Per Sì. forza sì, perché l'ho fatto io, se no Hai fa- no, ferma. Hai fatto il bagno in piscina ieri sera vestita? Così. Ah, che belle queste Miss, mi piacciono così tanto. Perché avrei voluto farlo? Invece no, Giulia. Noi rimaniamo bloccate col colpo della strega perché siamo Vecchie, vecchiacce siamo Racche. diventate. Va bene. Detto questo, le nostre veline che sono meravigliose, devo dirlo che sono un po' belle le due vicine, le congediamo perché noi adesso gradiremmo tantissimissimo le prossime 2 Miss che si sono classificate, che loro ovviamente sanno la scaletta. Miss Julie's Shop di questa sera, di quest'anno. Ma era necessario dire Julie Shop? Certo, Giulia. È lo certo. slancio di È The lo- Shop, Eh ok. sì, è lo slancio perché così metti vabbè, non importa cosa È per vuoi la capire. hash. Cosa vuoi dire tu? Che questa sera è la nostra Maria Lucia Minella. Allora, facciamo così, la prossima volta facciamo un cartello lì. Io propongo il gobbo. Cioè così loro Ma non sanno il gobbo, già. proprio il gobbo con tutte le cose Ma la scritte. cosa che a me diverte sempre che sono dietro tantissimo, di noi, ci ascoltano, ma tanto Ma comunque a non parte ci cagano. quello, Sì, hai ragione. Giulia, a parte quello, è che loro queste interviste le hanno già fatte Sì. 1, 2, 3, 800 volte. Sono diciamo sempre le stesse cose. E comunque, allora, quanti anni hai? Da dove vieni? Cosa fai? Sogno nel cassetto? Sei ispirato? Quella è la mia frase comunque, non è che te lo voglio Mi dire. sta piangendo. Sei ispirato? Adesso, scusa, un appello a tutti gli amici di Fatima. Chiunque ha avuto un criceto, adesso ditemi
che almeno uno non l'avete aspirato e l'avete ucciso. È successo a tutti. Vabbè, tuo codice IBAN, il profilo Instagram volendo. tutto quello che vuoi, prego, basta bene. che ci dici essenzialmente come ti chiami, da dove vieni, quanti anni hai, cosa fai, di base. Dopo puoi dire quello Scandito che vuoi. bene. Prego. Sono Maria Lucia Minella, ho 15 anni, studio al sociosanitario e il mio sogno nel cassetto è diventare una modella, però sperando di riuscirci. No, fermala, però. Però. C'era un però tra quelle due frasi che ci intriga. Dici tutto. È un mondo difficile e non so se il mio carattere sia adatto, però spero sempre di crescere e di... Hai notato che è un mondo difficile dopo i giorni che hai passato qua, No, che hai visto no, che sono no. che è veramente l'1% di quello che fa una modella nella vita? No, in generale. In generale. In generale, sì. Però ci piace così. Ci E piace quindi- così noi il rischio. E quindi si Noi- va avanti. Il rischio piace. Io Esatto. amo fare la paracadutista, ma ho paura di cadere morta in un burrone, ma io faccio la paracadutista. Così che funziona nella vita. Proprio tu parli. No, io non lo farei mai, è un esempio. Ecco. No, drastico. quello no. Allora, un consiglio che ti posso dare è che qualsiasi campo tu scelga di proseguire nella tua vita sarà sempre difficile. Tutti hanno quel grado di difficoltà, c'è chi alcuni campi magari perché c'è più competizione, altri io voglio insegnare. Io Devo Tu- ancora capire come l'ha partorita quest'idea, e ve lo dico. A parte questo, tu hai idea, non ce l'hai, te lo dico io, hai idea di cosa voglia dire oggi, nel 2024, riuscire ad insegnare? Perché è una corsa ad ostacoli. Detto Buttati. questo, torniamo un attimo sulla gioia. Sei contenta questa sera di aver ricevuto la gioia? Assolutamente sì, non me l'aspettavo. Ma è bello è che dicono, cioè, io questa sera ho visto di quelle facce e le ho riprese. Io le ho Tu, fotografate. te, io le ho riprese tutte, sono tutte bellissime, tutte quante. Specialmente la signora là che adesso, a cui adesso passeremo il. No, la signora qua. La signora io lì ho presente. una foto in cui quando hanno chiamato l'altra faccia l'ho praticamente vista in piscina. Che si è sentita proprio male. Cioè, ho proprio la foto. Non capivo. Cioè, Ho proprio la foto. Gli ho fatto la foto. Ce l'hai. Cioè, ma talmente tanto indietro che ho visto già gli schizzi dell'acqua. Ho detto, mamma mia, è andata tutta l'aria. Per fortuna no. No, ma Ilaria, stella del mio cuore, innanzitutto la fascia. allora, Prego. c'è un tono per dirlo, quindi mi raccomando, lo devi imparare. Ok? Il tono è il seguente. Vai. Esatto. Miss Brube. Ok? Perché Questa alla marghe Brube gutturale, capito? Sì. Così si fa. Cioè proprio deve venirti dallo stomaco. Perfetto. Detto questo, Ilaria, io ti conosco, prego fatti conoscere. Mi raccomando. Ilaria? L'Ilaria è una mia alunna. Se sbaglia va in acqua, prego. Allora, ciao, sono Ilaria Scatto, ho 16 anni, vengo da Noale, sono una studentessa del settore benessere e acconciatura e il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di riuscire a aprire un mio salone di acconciatura. Ilaria, finalmente Ce vedo l'abbiamo che fatta. le lezioni cominciano a dare i frutti, le sfilate cominciano a dare i frutti, le interviste cominciano a dare i frutti. Anche gli shooting, Ah, sta gli shooting, diventando, sta bisogna- anche, si vede che un cicinin di più sta iniziando a studiare posa fotografica, quel cicinin di più, bisognerebbe studiare un po' di più ancora, però te la abboniamo, Mi impegnerò di più. mi raccomando, anche perché adesso c'hai shooting a Manego, quindi che bel termine. Anche qua siamo veneziano. pronti a rimborcarci le maniche tutte e due? Sì. Sì. Sì, Mi raccomando ragazze, mi raccomando, tu che fai mi deludi, mi vengono a dire, io te lo giuro, ti metto 3. Eccola. Dai, forza, mi Mi raccomando. impegnerò. Ilaria, sei contenta? Ilaria, noi lo sappiamo che tu sei strabrava, anche perché comunque secondo me lei non se l'aspettava, perché comunque lei era partita talmente tanto demoralizzata che si è capito da una cosa, che lei non ci credeva, ci credeva talmente tanto poco che si è messa a fare i capelli. È vero. Cioè è quella la cosa divertente, perché l'Ilaria era qua per fare la concorrente, ma lei non ci credeva in questa cosa, quindi ha detto torna a fare la parrucchiera, e invece no, ti abbiamo fregato e quindi adesso basta capelli.
Fai entrambi. Entrambi, Nei dai. concorsi adesso tu fai la miss. Sì. Basta Giusto. fare la parrucchiera. Sei stata Basta brava, capire. però nei concorsi stop. Concentrati sul fare la miss. È Va bene. Detto questo, noi le congediamo. E proseguiamo la nostra scalata verso la Prossime due, prima io prendi i posizione. microfoni, tu prendi il foglio? Miss Manu Hairstyle, sperando che sia giusto. Sì, è giusto. È giusto, visto che brava che sono diventata. Lei è? Camilla Pivetta, solo pulito gli occhiali. Come ti chiami? L'hai già detto, ma sono stata interrotta. Quanti anni hai? Da dove vieni? Cosa fai? Sogno nel cassetto, IBAN, qualsiasi cosa tu voglia dire a rotta di collo. Ti è morto il pappagallo. Con l'Aust. Ragazzi, io non ce la faccio. Chi è che ha ucciso un pappagallo con l'Aust? Ragazzi, io non ce la faccio. C'è chi? C'è. Basta, non importa, questo non ci interessa. Prego, presentati. Allora, mi chiamo Camilla Pivetta, ho 21 anni, 22 a ottobre, 29 ottobre, fatemi gli auguri. Sono Scorpione. Minchia, così in avanti ti devo fare. Allora, mi raccomando, la festa è alle ore. Location? Non so, perché c'è anche la laurea a fine ottobre. Eccola. Bene, adesso parliamo anche avanti. Una cosa alla volta, qua. Sono di San Giovanni di Piave e mi laureo in tecniche della prevenzione e ambienti nei luoghi di lavoro, in pratica sicurezza sul lavoro. Ah, non potevamo Allora, dirlo subito. no, è più no, figo il perché nome si chiama completo. così. Allora, la mia classe di laurea non si chiama lettere, si chiama scienze della comunicazione e del linguaggio letterario. Va bene, io ti dico lettere. Stavamo dicendo, ti laurei a ottobre, tesi già fatta. La sto facendo. La stiamo Ho facendo. il titolo, Adesso non t'allargare. più o meno, la scaletta. Di cosa esatto. parla? Parla dei piani mirati di prevenzione nella metalmeccanica. Roba che tu, cioè che né tu né io, perché tu neanche io in realtà capisco. La sicurezza sul lavoro dal meccanico. Sì, sarebbe dell'US 4 dove sono io, sono una di Piave, quindi... Capito? Adesso Generale. domani vai con lei. No, no. Io Colore so la della io so la copertina. sicurezza sul cambio pannolini. penso rossa perché è sotto professioni sanitarie, quindi... Sai che non sei obbligato, vero? La mia era No. fucsia. No, penso di lasciare... Completo? Devo ancora pensare. È la parte più difficile, sai, non è scrivere la tesi, è scegliere il completo. Io ho un outfit anche per andare a buttare la spazzatura, non ho problemi in questo. Ne parlo con te. Allora, stavamo dicendo cosa studi, quindi fai altro? Lavori, non so, E ho bazzeccoli. appena finito tirocinio, dove appunto... Mi piace un sacco perché lei l'abbiamo intervistata, ho appena iniziato tirocinio, poi l'abbiamo ripresa, sto vero, facendo tirocinio. Adesso com'è ho andata? finito Adesso, tirocinio, dato che ormai bellissimo. Com'è andata È tirocinio? una serie TV, com'è andata? Bene, è andata bene, ho fatto... Hai fatto qualche multa? Sì. Questo, ma sai quanti commenti sono arrivati che dicevano ma sul tirocinio poteva mettere le multe? Me l'hanno Allora, chiesto non a nome mio perché non posso Ovvio. firmare ovviamente perché non ho ancora il titolo. Però quanto è stato soddisfacente, dimmi la verità. Cioè, poveri, insomma, i datori di lavoro. Se ne frega, bellissimo, io amerei fare questo per lavoro. È più che altro perché sono abbastanza salate, soprattutto per la sicurezza sul lavoro, perché entri nel penale, poi vabbè diventano amministrative, però insomma... Sai che sono bello, la presa di durette. corrente non è all'altezza giusta. Zac. Che bello, io adorerei! Ma alla perché fine poi quello è. rientro in UPG, quindi ufficiale di polizia giudiziaria, quindi per quello posso fare le multe. Eccola. Hai sì, bisogno? I poliziotti, scusate. No, non hai Sono un bisogno. poliziotto, Va bene, però, dai. insomma. Contenta questa sera di aver ricevuto questa fascia? Sì, molto, molto, molto. Sai che adesso tra tutti i tuoi impegni devi destreggiarti anche qua con gli impegni di... Ma tanto ormai è laureata. Finito. Vorrà fare qualcos'altro dopo, credo. Vuoi stare a casa a guardare la lavorerò, televisione? insomma, Io spero che dopo tutto sto studio se lo faccia almeno un mese sabbatico, non dico un anno, ma un In mese. realtà Settembre. Mi laureo a ottobre, quindi direi tra una tesi A e posto. l'altra. No, beh, l'altra no. Ma Bene. se devi fare la tesi, cosa vuoi riposarti? Tra una pagina e l'altra. Hai il viaggio di... non è maturità. Non c'è un viaggio di laurea. Perché no? Perché c'è il viaggio di maturità e non quello di laurea. Ma vedi Però che io non ho questa è fatto quello di maturità. Ecco, Quindi. visto? Detto ciò, io direi che passiamo a Miss Hotel Villa Sara. Buonasera, anche lei mia alunna, non vedo l'ora. Ciao. Sono proprio entusiasta. Provo a sbagliarvi la presentazione, vai. Ciao, sono Giorgia Scantamburlo, ho 14 anni, vivo a Favaro Veneto. Da grande mi piacerebbe diventare un geometra, o meglio architetto di designer di interni, oppure una modella per brand importanti. Diamo l'unghia perché nell'unghia, voi non lo sapete, ma il bigliettino, quello che c'è scritto probabilmente. Sotto.
Il prossimo anno vado alle superiori, vado a studiare costruzione ambiente e territorio. Design no, perché vuoi fare la designer ma non vai a Non studiare è designer. Non è design. Non è la stessa cosa. No, lei vuole fare la designer di interni. No, non è quello che ha detto lei. Ripeti quello che vuoi fare. Lei non ha capito niente di hai detto geometra o Architetto e designer di interni. non è il designer. No. Non è il allora designer, cosa è fai? l'architetto. L'architetto che tipo Che fai le i muri? cucine. No, metti i mobili. No, quell'amore lo fa il designer. No. Sì, amore, l'ho studiato io. Ascolta, dopo andiamo a guardare cosa fa il designer, cosa fa l'architetto. Allora, io sono designer, io ho fatto le superiori, ho fatto c'erano 2 rami, designer della moda che è una cosa, design di interni che è un'altra. Ok, sono 2 cose diverse. L'architetto designer di interni ti sceglie i muri, scusatemi il cesso e la cucina. I mobili li sceglie il designer di interni, non l'architetto designer di interni. Va bene, proseguiamo perché qua altrimenti non ne usciamo più, ragazzi. Dobbiamo stringere. Detto ciò, Architetto. Nel dubbio. Bene. Architetto e geometra. Olè, che Esatto. paga meglio, brava. Esatto. L'arte non paga niente. Boh. Contenta? Sì, sono molto contenta, soddisfatta, orgogliosa di me stessa e Olla! Dedichiamo la vittoria a dedichiamo la vittoria alla mia famiglia, sempre loro. Alla mamma. Ho detto 100 volte a lezione, la mamma sempre, che così dopo loro sono contenti. Bene. Detto ciò, che Noi diciamo? proseguiamo. Ce la facciamo. Ti vedo esausta. Non fare così, che Io c'è la spero che sia stato telecamera. ripreso, vero Mario? Oh, che momento meraviglioso. Bene, Bene, ragazzi, prego, buonanotte. via, arrivederci. Miss Fashion Food. Con un ospite. Con ospite. Non so se lo sentite, ma Con ospite. Nel Con dubbio ospite. Lui è Ken. È il mio Ken. Non ha nulla da dichiarare. Perfetto. Detto questo, presentati, mi canni la presentazione, Leonora. Te lo giuro, tu e il cane in acqua. Beh, allora lui sa nuotare, quindi si è avvantaggiata. Dai la presentazione. Allora, buonasera a tutti, sono Eleonora Perusin, ho 20 anni, vengo da Loreggia e nulla, lavoro come come trovare le parole? Ci siamo dimenticati che lavoro facciamo. Mi piace un sacco. Perché quando noi abbiamo fatto lezione su questo, ogni volta che lei diceva io gli lanciavo dietro una scarpa, ho finito tutto l'armadio. Ah, ecco, boh. Finito di Infatti ho piantare visto la mamma com'è contenta comunque di questa tua improvvisazione. Sì, come la mamma ha buttato via letteralmente i soldi per insegnargli a fare le interviste. È pazzesco questa cosa. Dai Ele, ricominciare dall'inizio. No, per carità di Dio. Cosa fai nella vita, tesoro? Allora, lavoro come animatrice turistica. Detto questo, Ele, sei contenta di questa fascia? Non te l'aspettavi perché quasi pianto, l'abbiamo visto tutti. No, ma cioè la cosa più divertente, ero lì proprio tipo Sì, lei non ci credeva più. super tranquilla, morbida lì. E sento il mio Morbida? nome? Sì, morbida nel senso sciolta, proprio Si è fatta una Sei vecchia, sei vecchia. No, si è fatta Giulia. una pasticca secondo me stasera lei. svaccata si può dire. Sì, svaccata. Ormai qua le abbiamo dette tutte. Vabbè, ecco così. E ho fatto tipo una faccia stranissima perché Non ti preoccupare, L'abbiamo in foto e in video. Stai serena, si è visto tutto. vedrete la mia faccia perché farà molto ridere. E nulla, poi mi sono avvicinata e Il resto è storia, Il resto insomma. è storia, il resto è storia. Poi adesso ci sarà il matrimonio, un disastro. Sai che adesso devi fare un'altra finale? sì, mi hanno detto il 14. Sei contenta? Speriamo bene. Sì. Tu pensi di riuscire a venire lì senza morirci di Prego, ci dica di se caldo? cosa ne pensa. Cosa ne pensi della Padona? È troppa roba, la vado a mordere, come faccio a distruggere tutto? Ce la fa. Sappiamo benissimo che volendo ce la fa. Allora adesso, detto questo, Axel, patatino, Eleonora, patatina. E che dite, vi mandiamo a letto? Sì, perché tu anche non ne puoi più, tu del caldo non ne puoi Esatto, più bisogno di e io cocktail, là in fondo vedo la Miss Little Princess che è Little stufa Princess. Miss di Little stare. Princess è appollaiata sul fidanzato. È il fidanzato? È il fidanzato quello su cui sei appollaiata? Sì, perché l'ho beccata a Mestre Centro col fidanzato un paio di volte. Giulia, magari era l'amante, adesso tac. No, era il fidanzato. Vedi? A posto. Allora Eleonora, dammi il microfono, vai a Nanna. Aspetta. No, aspetta. Ha male alla schiena, Ha male alla schiena. l'hanno operato, ha rischiato di farsi tanto male.
Ciao a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao. Miss Little Princess 2024 è... Aurora Cipolato. Senza voce perché ha urlato troppo, perché sì. appena gli hanno detto che era lei è arrivata sulla luna, letteralmente, perché lei ci ha detto Aurora Cipolato, zium! Dov'è? È tornata dopo 2 secondi. Hai vinto, sei contenta? Sì, tanto. No, secondo me sta piangendo. Non voleva vincere in realtà. No, anche perché aveva tipo tutta la famiglia. Che ci hanno ben detto che ci hanno ben detto che sono stati minacciati. Sì, per vestirsi. Ah, forse può darsi. Può darsi. Abbiamo anche reverguito una madre per un colore della gonna sbagliato, abbiamo saputo. Può darsi. Probabile. Ma adesso, prima di tutto, ci racconti un attimo brevemente chi sei, da dove vieni, quanti anni hai, se hai ucciso un criceto aspirandolo, se hai mai ucciso un pesce rosso buttandolo nell'erbati credo fosse morto, in realtà dormiva. A me è successo. Detto questo, prego. Allora, mi chiamo Aurora Cipolato, vengo da Favaro Veneto in provincia di Venezia, ho 15 anni e frequento la prima liceo all'Algarotti, Relazioni Internazionali e Marketing. Mi piacerebbe cambiare, mi piacerebbe andare al nautico e come hobby pratico la pallavolo e faccio la modella e nulla. Questo, Nulla di più. Animali domestici. Sì, ho un cane. Che si chiama? Olli. Che è di razza? Povaro del Bernese. Ah, però. Piccolo! L'amico di Simba. Vedi come l'amico di Simba. Non penso sia proprio lo stesso. Non è lo stesso, Che però. lei di Favaro, tu sei di Sant'Angelo. Vabbè, magari può essere amico di Simba, che ne sai tu? A distanza. Vedi? A distanza. Facciamo le videochiamate. Si mandano le lettere come Che una volta, il carini. piccione. Comunque, detto ciò, hai vinto lo scettro più piccolo del mondo. Sì, molto piccola devo dire, mi aspettavo. Ti sta sul comodino, immagino. Sì, lo metto. Troviamo posto in camera. Beh, buttiamo via i libri, qual è il problema? Tanto vuoi andare a fare il nautico, quelli dell'Algarotti li possiamo buttare. A proposito, tu già in un paio di interviste ci avevi appunto detto che appunto il tuo grande desiderio sarebbe stato appunto quello di cambiare scuola, perché appunto nel tuo istituto dove andavi non ti trovavi bene, non eri contenta. E stai riuscendo in questo intento o purtroppo in è ancora lunga? Di materie come per passare al nautico avevo 3 materie in più una quarta che mi avevano dato alla scuola dove sono adesso. Purtroppo non sono riuscita a studiare per tutte le materie, anche se io comunque ho provato a iscrivermi, ho studiato tutta l'estate, tirata al mazzo. Mi sono veramente impegnata tanto, però purtroppo non sono riuscita a concludere. Possiamo per provarci l'esame. il prossimo anno? Infatti il prossimo anno vorrei veramente mettermi e anche studiare durante l'anno e magari riuscire a passare per tipo le vacanze di Natale, che ti danno l'opportunità di cambiare anche durante le vacanze di Natale. Allora dai, possiamo. Ho più tempo. Ma sì, più che altro, cioè se sai che vuoi cambiare entro Natale magari è brutto da dire, non si dovrebbe, però se si vuole cambiare scuola magari si trascura un pochino lo studio di quella dove si è ora e si va direttamente a studiare quella della prossima. Non è d'accordo? La nostra professoressa mi sta guardando non male peggio. No, per il semplice fatto che se lascia da parte le materie del suo indirizzo non la fanno cioè nel senso può essere che le mettano prendere 6, non serve prendere 10. Nautico-logistica, che comunque è una parte di economia che io faccio e studio economia, quindi comunque dovrei portare avanti tutte le lingue. Ecco, visto? Se non porto anche l'inglese, cioè tutte le materie che studio sono comunque materie base che tutti i 2 primi anni abbiamo tutti, quindi ce la puoi fare. Esattamente. Io credo in te, ce la faremo. Lasciamo la piastra da parte per 3 mesi. Quello sempre, lasciamola là. E concentriamoci su questo. Esatto. Brava. Detto questo, che ne dici? Hai voglia di fare la chiusura con noi? Certo. Vai. Senza rabbaltare. Io lo tengo da un lato Mamma e mia. dall'altro. Ecco, Ce la possiamo fare. Meglio così, va? Allora, io e Beatrice, la nostra splendida Miss Little Princess con lo scettro più piccolo del mondo, che però va detto, ragazzi, io direi di molto concentrarci un secondo. Prendiamo il microfono alla nostra Miss, inquadriamolo perché è veramente un'opera d'arte in vetro, meravigliosa, e questo qua è un pezzo veramente storico della nostra amata Venezia, la nostra amata Serenissima, che avrai in casa. Detto questo, noi non possiamo fare altro che ringraziarvi, salutarvi, darvi la buonanotte e darvi appuntamento alle prossime tappe di Miss Little Princess. Un bacio e ciao a tutti! Ciao!